Siamo al penultimo posto in Italia come dotazione infrastrutturale e stiamo morendo come provincia. Solo un grande rinalzo tecnologico può riuscire a farci uscire da questa impasse. L'assegnazione delle Olimpiadi Cortina-Milano 2026 ha rilanciato l'ipotesi di prolungamento della A27, unica possibilità per ridare slancio e vigore al bellunese privo di infrastrutture e di uno sbocco a nord che viene ritenuto indispensabile. Dal 2015 l'associazione Vivaio Dolomiti sta conducendo una battaglia in questo senso, dapprima in solitaria, ora con l'appoggio delle categorie economiche. Non si parla di un'autostrada vecchia generazione. Le tecnologie sono cambiate, si possono fare opere inserite nell'ambiente e uno sbocco a nord diventa fondamentale. Eravamo soli, adesso tutte le associazioni di categoria, tutte le categorie economiche sono con noi e stanno sottoscrivendo questo progetto. È stato sdoganato un tabù, dice Pastella, che rappresenta un'associazione nata dall'esperienza dei comitati contro l'elettrodotto Terna. Tutelare l'ambiente non vuol dire non fare nulla, come stiamo facendo, e stiamo distruggendo l'ambiente per questo. Bisogna fare le cose e farle bene però. No quindi a opere progettate male e impattanti, dice Vivaio Dolomiti, che si interroga sul motivo per il quale non si riesca a progettare contemporaneamente a fare opere compensative per evitare il deturpamento del territorio. E a Cipra la Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, che ha come scopo lo sviluppo sostenibile nelle Alpi e che ha espresso forti critiche sul prolungamento della A27, Vivaio risponde: non si può dire sempre no. Hanno delle proposte alternative, noi le abbiamo sempre cercato anche un confronto, ma se le risposte alternative sono il sostenibile, che ancora non si capisce cosa vuol dire la parola sostenibile, alla fine non è questo il concetto, perché loro vogliono chiudere ogni forma di economia che c'è legato alla montagna e senza economia i territori non vivono.